Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti qui. Chiaro che commentiamo le nomine della vigilanza a consiglieri di amministrazione della RAI. Secondo me un primo dato fondamentale, e vedo che un po' ce lo riconoscono tutti, leggo le agenzie, vedo che il nome che noi abbiamo individuato è un nome che è riconosciuto di alto valore, di grande competenza e qualità professionale. L'unica persona all'interno del Consiglio di amministrazione RAI che comprende e capisce di prodotto, ovvero quello che la RAI va a identificare come prodotto finale, quello che noi come utenti vediamo. L'unica persona che ha un'esperienza reale, che è un professionista, è la persona individuata dal Movimento 5 Stelle. Ed è oltretutto persona indipendente dal Movimento 5 Stelle, che non ha mai avuto niente a che fare con il Movimento e nelle ultime elezioni si è votato, sicuramente non avrà votato Movimento 5 Stelle. Questo perché può avvenire? Perché dipende dagli obiettivi che uno si pone. Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare il meglio per la televisione pubblica in rispetto dei cittadini che pagano il canone. È l'unica cosa che ci ha mosso. A noi non abbiamo bisogno di leggi o di pratiche strane per fare il meglio. Così come noi ci riduciamo gli stipendi senza bisogno di una legge, così noi nominiamo il migliore per noi al Consiglio di amministrazione della RAI senza bisogno di una legge che inquadra delle procedure. Su Freccero noi abbiamo anche rispettato in pieno la nostra riforma della governance RAI presentata prima di Renzi e che oggi è presentata al Senato della Repubblica, e Freccero rispetta appieno quei criteri, perché noi quello che diciamo facciamo, e la nostra forza più grande è la coerenza, quello che non hanno i partiti politici. E oggi ancora una volta è dimostrato in modo chiaro e lampante, e io non penso che gli italiani possano dare ancora opportunità a questi partiti che hanno fatto con Renzi conferenze stampa sulla RAI in modo scandaloso. E che cosa hanno detto? Che dovevano allontanare la RAI dalla politica, che la RAI doveva essere indipendente. Sono tutte parole al vento. Il Presidente del Consiglio si comporta da emerito buffone, dice una cosa e ne fa un'altra. Questo è il modo di agire del Presidente del Consiglio, perché nel momento in cui dici che vuoi rendere la RAI indipendente, non costringi i tuoi parlamentari a nominare tutte persone che sono all'interno del partito politico, sono delle appendici ai partiti e non c'è autorevolezza, non c'è professionalità, rispetto, ma non parlo solo della persona singola, il quadro complessivo è desolante perché non c'è competenza in quello che si va a fare nel Consiglio di amministrazione per la televisione pubblica. Ci sono solo persone che devono rispondere a un preciso interesse. Io credo che con queste nomine possiamo dire che sia iniziata la campagna elettorale per blindare la televisione pubblica con le future nomine a direttori dei telegiornali, soprattutto e di testate. È questo che sta avvenendo, nient'altro, perché il movimento in questo momento è forte, il movimento fa paura, è ormai entrato nell'immaginario, però quello reale degli italiani, come un movimento che quando può fare lo fa al meglio e che non tradisce mai ciò che aveva detto, mai. E oggi con la RAI c'è l'ennesima dimostrazione. Questo può avvenire solo perché noi siamo un movimento totalmente libero, culturalmente libero, e possiamo permetterci di fare il meglio. Chi non è libero, come non è libero il PD, come non è libero NCD, come non sono liberi questi partiti, non si possono permettere di dare e di fare il meglio. È questo quello che succede. E allora che cosa ci ritroviamo? La conferenza stampa del Presidente del Consiglio che dice liberiamo la RAI dai partiti, dobbiamo rendere indipendente, autorevole, e poi dall'altro ci troviamo le nomine e quindi carta canta. Le nomine sono assistenti parlamentari, le nomine sono spin doctor che organizzano le campagne elettorali, sono amici di famiglia. Questi sono i consiglieri di amministrazione e questo è il quadro desolante in cui ci getta il Presidente del Consiglio. Io una conferenza stampa agli italiani lo trovo un giuramento. Non dico una cosa e poi ne faccio un'altra. È impossibile. Renzi invece la conferenza stampa è una vetrina dove immagina una situazione da descrivere agli italiani per poi ritornare ad ingannarli nelle segrete stanze.
e Renzi-san che dal Giappone continua a pontificare qualsiasi cosa e poi torna qui e ancora deve pensare di nominare il direttore generale e il presidente del consiglio di amministrazione e assumere del ridicolo. Un po' parla del sud Italia, un po' parla della RAI dal Giappone, cioè è un quadro risonante a tutti i livelli. Noi abbiamo fatto il nostro e continueremo a farlo con la coerenza che ci contraddistingue, con la forza, con la libertà, con l'essere tosti nelle azioni che facciamo sempre e visibile a tutti gli italiani, anche con queste nomine, che cosa significa essere un movimento culturale serio e forte, ogni giorno più credibile nel Paese, che si appresta al governo del Paese, e cosa significa essere le persone che basano il loro essere sul marketing politico, sulle conferenze stampa e sul nulla poi nei fatti. Non è per un caso che poi in tutti i sondaggi il Presidente del Consiglio scende, il Partito Democratico scende, è perché se tu continui a dire delle cose che poi non fai o continui a usare il tuo partito come un trampolino di lancio solo per te stesso, e quando Bersani, e ha ragione su questa Erola, dice ci hanno scippato Freccero, Bersani non capisce che gli è stato scippato il partito, non Freccero, che è molto più grave. Freccero per noi è un patrimonio di professionalità che mettiamo a servizio della televisione pubblica e che è totalmente indipendente dal Movimento 5 Stelle, come oggi abbiamo visto nel post. Non c'è nessun filo diretto che ci lega, mai, mai, da nessun punto di vista. Questo significa volere un servizio pubblico indipendente, che è l'unico motivo per cui può esistere un servizio pubblico. Se il servizio pubblico non è indipendente, non ha motivo di essere finanziato. Se è indipendente, allora ha grandi motivi di esistere, perché può essere un controbilanciamento agli altri poteri dello Stato. Lo dobbiamo inquadrare in questo modo. E comunque anche la legge che il PD, anzi che il disegno di legge governativo ha portato in Senato, oltre in tempi allucinanti, ma è una Gasparri 2.0 ancora peggio. E allora, dalla padella alla brace in quel caso, con la nuova legge, vi faccio un esempio, non ci sarebbe stata neanche la possibilità di nominare una persona di qualità all'interno del Consiglio di amministrazione come Freccero, perché è un disegno di legge eversivo. Anche la Presidente dell'Ebula, del Tern, la Presidente dei Consigli Pubblici d'Europa ha detto che era un progetto che non aveva uguali nelle democrazie europee, e gli unici paesi che hanno avuto già richiami dalle autorità europee sono la Moldavia e l'Ungheria, che hanno questo tipo di progetto di legge. Non ha senso, e anche su questo alla Camera continueremo a dare battaglia. Abbiamo presentato una riforma della governance che era perfetta, perché inquadrava una procedura che rendeva indipendenti, competenti e libere le persone che erano all'interno. Ci è stato detto di no, perché alla fine il segreto è uno: rimanere sempre liberi sulle nomine, per occupare, non per migliorare. Non migliorare e avere una visione culturale del paese, una visione strategica, anche la fantasia, la bellezza dell'onestà e dei valori che contraddistinguono anche un popolo, ridare dignità. No, occupano, è un'occupazione costante. Metto il mio amico, metto quello che è stato capo ufficio stampa dal 2001 al 2006, metto quello che è vicino alla famiglia Renzi, metto quello che è assistente parlamentare di un presidente di commissione al Senato. E questo è quello che fanno, è sotto gli occhi di tutti. Allora non mi venissero a parlare più di dialogo. Noi stiamo dialogando sulla riforma della RAI da mesi, abbiamo teso la mano a Giacomelli, a tutti, per dire: questa è un'operazione che deve fare il Parlamento, ma deve essere di alto profilo, di alta dignità nella scrittura della legge, nel dialogo parlamentare, perché la RAI, il servizio pubblico, è materia parlamentare, ed è per questo che poi in Commissione abbiamo iniziato un percorso che è quello di ridisegno delle identità del servizio pubblico e della missione, perché da lì partiamo per capire che cosa vogliamo fare anche con il rinnovo della concessione nel maggio del 2016. Sono tutti temi e paletti che noi stiamo mettendo e stiamo procedendo da 2 anni con una forza incredibile. Loro ci portano verso il basso, noi voliamo verso l'alto, e alla fine vedremo chi vincerà.